Allora, eccoci qua. Puntualissimi come sempre. Un abbraccio per tutti i nostri follower che ci seguono. Un saluto con un ringraziamento va sempre per il nostro amico Francesco, ossia Ciccio, il nostro moderatore di questa mia live. Quindi un abbraccio in particolar modo. Buon pomeriggio Ciccio. Live di cartomanzia con il sottoscritto. Seguite attentamente il nostro moderatore. Buon pomeriggio Kerry, sì. Buon pomeriggio anche all'amica Amatia. Sì, io leggo in lontananza, ragazzi. Carmela, buon pomeriggio anche a te. Sergio Zaccariello, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e la tua Paolina. Buon pomeriggio anche a Vittoria. Ne siete già tantissimi, Buon pomeriggio a tutti, vi voglio un sacco di bene. Allora, diamoci da fare per oggi, non mi fate arrabbiare, fate tap, tutti uniti, tap, portiamo velocemente questo numerino dei cuoricini, dei mi piaci a 10.000 e più, forza, siate collaborativi oggi, E anzitutto dovete condividere questa live con i vostri amici, facciamo crescere sempre di più questo bellissimo profilo TikTok. Allora, un caro abbraccio lo rinnovo ancora una volta per il mio carissimo amico nonché collega Sergio Zaccariello. Ciao Sergio, buon ascolto, buona visione. Buon sabato a te e la tua Paolina. Buonasera, puoi vedere solo telefonando al numero che vedete nei commenti. Solo telefonando al numero che voi vedete nei commenti. Niente scrivere commenti, non siamo quelli dei commenti. Mi dispiace. Pronto? Buonasera, parlo col mago Cleo. Sono io, buonasera. Buonasera, signor mago. Senta, io la volevo chiedere una cosa, se era possibile. Prego. Siccome c'è mio zio che ha lasciato il lavoro e giovedì dovrebbero arrivare ad un accordo, volevo sapere se il suo datore arrivava all'accordo con mio zio. Vediamo. Sono tutti e due scorpioni. Anni? Mio zio 58, l'altro non mi ricordo. Vabbè, vediamo. Giovedì arrivano all'accordo, diciamo, il datore di lavoro di mio zio. Benissimo, vediamo cosa succede. Da questo momento in poi fermami quando vuoi, grazie. Sì. Stop. Perfetto, vediamo subito. L'accordo sarà positivo. Auguroni. Grazie mille, signor Cleo, sempre gentilissimo. Buona serata. Buona serata, arrivederci. Arrivederci. Si effettuano anche consulti privatamente, riservatamente, senza limiti di tempo nel privato. Pronto? È pronto, buonasera maestro. Buonasera a lei, prego. Io
figlio ha litigato con la fidanzata e l'ha lasciata. Volevo sapere se è definitiva la cosa o faranno pace. Vediamo. Suo figlio quanti anni ha, signora? 21, È del segno? del Toro, E la ragazza? Capricorno, Anni? 19. Ok, mi fermi quando vuole, signora, ok? Sì. Adesso. Perfetto. No, si ritorneranno insieme, si vogliono bene. Va bene, grazie. È solo una questione di gelosia, ok? Auguroni. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Pronto? Pronto? La seguo da TikTok. Prego. Posso farle una domanda? Sicuramente. Allora, siamo entrambe acquario, 22 e 23 anni, e ci siamo lasciate circa un mese fa, non ho ben capito perché, ma stiamo riparlando e vorrei capire se c'è possibilità di tornare insieme. Vediamo cosa dicono le carte. Da questo momento in poi mi fermi quando vuole, grazie. Ok. Stop. Ok. C'è di mezzo una terza persona che ha ostacolato questo splendido rapporto. E c'è possibilità di ritornare insieme? Stando alle forze della natura, no. Se si interviene, sì. E come si deve intervenire? Allora, io mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore. Per chi lo desidera, mi chiama in privato, le spiego la modalità, le spiego il costo, poi è lei a decidere. Va bene, la ringrazio. Arrivederci. Allora, l'amica Cristina. Ciao Cristina, buon pomeriggio a te. Un bacio. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, come va? Tutto bene? Tutto a posto? No. Allora, volevo fare una domanda su una persona. Sì. Ci sarà una storia. Sì. Allora, io sono del cancro del 74. Mhm. Lui è del toro 80. Vediamo subito. Fermami quando vuoi pensando lui. Stop. Perfetto. Pronto? Sì, sto qua. Un attimo, Ah, ok. fammi completare, se no non possiamo leggere le carte.
Sì, può nascere un qualcosa di bello tra di voi, perché vedo un'ottima intesa amichevole Sì? in apertura e con all'interno un po' di desiderio, entrambi. Allora può nascere Sì, è una domanda banale. Su perché ci vuole tempo secondo voi? non sta a me, non sta a me decidere il tempo. Il tutto sta nel contesto di come si presenta la cosa. Vabbè, oramai sono anni che ci frequentiamo, però Sì. perciò ho detto Il tempo, accadrà. il tempo non te lo posso dire, però esce che c'è un'ottima intesa in arrivo. Ah, bene, Ok? allora inizierà, fra virgolette, va? Sì, In parole breve. sì. Va bene, la ringrazio e Arrivederci. buona serata. Arrivederci. Non ho mai avuto centro raccolta. Pronto? 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 Buonasera maestro. Buonasera. Io vorrei sapere con la mia compagna come va a finire. Allora, mi devi dire quanti anni tieni, che segno sei? Io sono 58, toro, Sì, e lei ha 45, leone. perfetto. Fermami quando vuoi. Sì. Stop, Da quando è andato via questa persona? stop. Sì. Da quando è andato via? No, non è andata via, stanno insieme, però c'è il rapporto. Ah, ho capito, ho capito. Vediamo allora se la cosa si va a migliorare. Ok, va. Allora, è un rapporto un pochettino complicato, dovuto anche un po' ai vostri caratteri, capito? Qua devi modificare anche un po' il tuo carattere, perché l'amore non è padronanza di ognuno di noi, capisci? L'amore è libertà, l'amore è libertà. La schiavitù si usava tempo addietro, non oggi, ma la schiavitù mi riferisco anche nei gesti e nel parlare in un modo non corretto, capito? Ma sia giusto questa cosa? Sia giusto solo se vi aggiustate voi caratterialmente, però io alla base del tutto io vedo amore, vedo sentimenti, interrotto dal vostro carattere di mal gestirvi tra di voi. Ok. Ok? Va bene, ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Ciao Emma, salutiamo Emma che ci segue da YouTube, che dice ciao Cleo, buon sabato. Buon sabato anche a te Emma. Vi ricordo che siamo contemporaneamente in diretta anche su YouTube, sul mio canale Il Maestro Cleo, quindi potete seguirmi sia su YouTube che su TikTok. Pronto? Pronto? Sì, salve. Salve, sono Maria. Maria, dimmi. Volevo sapere se lascia l'altra per stare con me. Se? Se
se lascia l'altra per stare con me. Non ho capito, perdonami, sia un po' più chiara. Se? Lascia la fidanzata per stare con me. Ah, allora devi dire, voglio sapere se quest'uomo, non avevo capito niente. Allora, mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Bilancia, quasi 43 anni. E lui invece? Quasi 40, Vergine. Vediamo cosa dicono le carte. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Ok. No. Sta persona non lascerà mai la sua ragazza per te. Bene. Ottimo. È la verità, purtroppo devo darti la verità e non la bugia. Va benissimo. Perché io leggo le carte, non è che vado a dire le cose come penso. Certo. Ok? Va benissimo. Arrivederci. Arrivederci. Allora, vediamo. Allora, Pasquale, ciao Pasquale. Allora, buon pomeriggio, Cleo, un abbraccio da Monza, bellissimo. Un abbraccio, Pasquale, a tutta Monza, bellissima città. Allora, vi ricordo per consulti in privato per coloro che vogliono parlare con me riservatamente a in privato, il costo è 30 euro senza limiti di tempo. Quindi per avere ciò bisogna mandare un messaggio vocale su WhatsApp e io vi mando il posta pay per ricaricare. Invece in questa live non vi costa niente, tutto gratuito. Daniele, buonasera maestro, buonasera Daniele. Allora, per avere una consulenza con me in questa live bisogna telefonare in diretta. Sì, bisogna chiamare Daniele, numero che vede nei commenti che il nostro moderatore Ciccio ogni tanto fa a comparire. Pronto? Buongiorno maestro. Buongiorno. Mi chiamo Rita. Dimmi Rita. Volevo sapere se questa persona tornerà. Allora, mi devi dire la tua età, il tuo segno zodiacale. Ho 40 anni e sono Ariete. Lui? Vergine 44. Da quando è andato via? Da marzo. Allora, da questo momento in poi fermami quando vuoi. Ok. È un tipo molto orgoglioso, è un tipo che vuole gestire il rapporto a modo suo,
non ama essere comandato, vuole gestire a modo suo, vuole, come si dice, la parola esatta, vuole mangiare, però non vuole essere chiamato ladro. Bravo, Capisci? precisamente, Per- praticamente. Per non Siamo essere, te l'ho detto nel modo pulito, per non essere volgari. infatti siamo stati insieme 2 anni e mezzo. Bravo. E si è messo con un'altra questo anno, è tornato da me, E perciò te promettendomi di lasciare l'altra, ma non l'ha fatto quando l'ho messo davanti a una scelta. Perciò te l'ho detto sta parola, io lo stavo a dire un po' volgare, ma non è giusto. Però te l'ho detto pulitamente e tu mi hai capito benissimo. Quindi è uno che, detto napolitanamente, a ciaccarella la tiene in fronte, capito? E guai chi ci capita di mezzo. Poi io ho detto, quando ho messo davanti a una scelta, ho detto non mi dovevi mettere davanti a una scelta, l'avrei fatto, ma non... Chiacchiera vagante, bla 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 bla. Non c'hanno le palle, alcuni uomini le palle non ce l'hanno. Ma poi era un uomo che praticamente era stato con me 2 anni e mezzo, non erano pochi, ha scelto di allontanarsi, dopo un anno è tornato con un'altra donna, non mi venite a dire io amo te, lei non la amo, è stato solo per il ma allora, ma se stai bene con una donna, che cacchio te ne frega di trovare un'altra donna, capito dove? Perciò dico, non c'hanno le palle, pensano che le donne siano un oggetto qualsiasi, capito? Purtroppo, Io ho aperto gli occhi dopo 9 mesi. Purtroppo l'unica colpa che io do alle donne, mi dovete perdonare, ma io mi devo far capire a modo mio. L'unico peccato che do a voi donne che la date facilmente. Quello è il problema. Io non vai da mantenere vai da mantenere un po', carate troppo facile. Bravo. E questi... E quando ha visto lo stretto non si è tirato indietro. E questi 4 senza palle, quando vedono che non la date facilmente, vedrete come devono cambiare con la testa. Invece, no, non vedo che ritorna. Capito? Questa è la verità. Perdonami se ti ho parlato così chiaro. No, ma io la seguo da anni. È il mio... allora, se mi segui da anni, sai che io mi esprimo in questo modo. Chissà quanti uomini senza palla adesso mi vogliono magari dire bottene stiamo, non fa niente. Però Facebook è diventato un puttanaio, tutti là sopra a trovare femmina, a trovare, cioè, ma stiamo scherzando. Il problema è che veniamo troppo noi donne, forse la causa è nostra, ecco, come ha detto lei prima, la causa è di Dio che la dare facilmente, magari che la donna che non la dà facilmente non viene appresa avanti, come quella che è la vita. E per forza. Così mi dicono a me, ma per forza, perché se tutti la danno facilmente, quello che non la dà facilmente è una persona ambigua, non è più uguale là. Hai capito? Però dopo ne vai da lamentare che chi non la sa moglie, chi l'altro non la sa innamorare, chi l'altro non la... Perché voi siete convinti che chi la viene con voi la sa moglie per voi. Ma hai perso la capa. Hai perso proprio la capa, hai proprio perso. No, ma io ho detto perché io la fidanzata di 2 anni e mezzo, cioè ci siamo lasciati per cose assurde, anche rovinando un matrimonio, lui mi ha fatto rovinare un matrimonio. Sì, dire poco tu. Cioè che io a me zero rovinato, però se mi dice guardi che dice praticamente, però io ho fatto la mia scelta consapevole. Mi dispiace veramente quando succedono queste cose, mi dispiace veramente mi dispiace. Ti auguro il meglio della vita. Grazie mille, è stato gentilissimo. Buonasera. Mannaggia. Allora, vediamo un po' su YouTube, salutiamo sempre tutti quelli che stanno entrando.
Allora, solo 6 condivisioni, arriviamo almeno a 20. Allora, ragazzi, dobbiamo condividere, se no sospendo le telefonate, come ho fatto già ieri. Quindi voglio vedere il massimo delle condivisioni. Dovete rendervi partecipi a questa live, condividendo con i vostri amici. Pronto? Buon pomeriggio, maestro. Buon pomeriggio, prego. Mi chiamo Luca e chiamo da Livorno. Sì. Posso fare una domanda? Senta, io sono stato insieme a una mia vecchia ex per un paio d'anni e poi lei ha deciso di andare con un altro. Sì. Mi ha deciso di bloccarmi ovunque, pur avendo parlato molto con me, aveva deciso di rimanere comunque amici e ora ha deciso di bloccarmi ovunque perché il suo ragazzo ha scoperto questa nostra amicizia, diciamo, nascosta, via. Non aveva raccontato nulla al suo ragazzo e ha deciso di bloccarmi. E quindi? Volevo sapere se sarebbe tornata di nuovo a riscrivermi di nuovo, visto che ormai già Vediamo. che... Mi devi dire quanti anni tieni, che segno sei? Allora, io ho 24 e sono Ariete. E lei invece? Lei invece ne ha 19 e anche lei è Ariete. Vediamo. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Top? Perfetto, un attimo solo. No, non vedo nessun riallaccio, Luca. Però posso darti un consiglio? Certo. È meglio così, senti a me. Lo so. Perché ci tenevo davvero tanto. Ho capito, però una donna che sta con te ti lascia per andare con un altro uomo, se te l'ha fatta una volta lo farà anche un'altra volta, figurati. E quindi che vita farai? Farai una vita sempre con chi va là? Io più che altro non era nemmeno un modo per riconquistarla, era stato un modo per tenerla come un'amicizia, perché ci eravamo riusciti per 3-4 mesi comunque a parlare, ci si sentiva, ci siamo anche incontrati, andava tutto bene. È una donna, ripeto, io non vedo alcun riallaccio, è una donna che ha molte difficoltà e è come gli manca l'affetto, quindi se lo trova un po' ovunque, se lo va a cercare l'affetto, capito? Questo mi dispiace. No, vabbè, era più che altro un modo per essere un po' più sicuro che questo ormai sì. più di questo non posso fare. Bravo. Togliti il pensiero e vai per la tua strada. Va bene, grazie mille. Arrivederci. Grazie mille. Buona giornata. Grazie. Allora condividete, siate partecipi in questa live, voglio vedere le condivisioni. Vi ricordo che mi occupo di legamenti e ritorni d'amore. Per coloro che stanno in difficoltà sentimentali posso aiutarvi. Pronto? Pronto? Allora, un attimo andiamo a salutare Olmi che dice salutami, mi chiamo Checco Ione. Ciao Checco, buon pomeriggio. Allora, dimmi, prego, pronto? Allora, vorrei sapere se Erika del 5 marzo 2003 torna da me. Tu quanti anni c'hai? 20. Da quando è andato via? Da un mesetto. Vediamo. Fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok.
Gioia mia, la colpa è tutta tua. Come? Ho detto, la colpa è un po' tutta tua di questo allontanamento. Sei troppo possessiva e la tua possessività ha portato ad allontanare questo ragazzo perché lui a te ci tiene. Questa ragazza? Sì, vabbè, questa, scusami, Tranquilla. ho sbagliato l'abitudine. Quindi la colpa è solo tua. Capito? Ma La allora, tua troppa possessività ha allontanato questa persona. Io ti dico che si farà sentire questa persona sì, e avrete un chiarimento. Poi dovete voi chiarirvi come si deve, perché qua ti devi dare una calmata pure tu, te l'ho detto, perché sei troppo possessiva e non va bene. L'amore è libertà, l'amore non è possessività. va bene. Ma non vede nessuna? No, assolutamente. Al momento no. Al momento no. Va bene, grazie mille. Arrivederci. Ciao. Ciao. Allora, vi ricordo per consulti in privato dovete chiamare dopo la live. Ciao Massimo, buon pomeriggio anche a te lì su YouTube. Pronto? Pronto? Salve. Pronto, salve, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Senta, maestro Cleo, io chiamo a proposito per la salute di mia madre. Ma non sono un medico io, carissima amica mia. Io lo so che non siete un medico, mia mamma ha un problema degenerativo, però è un'altra cosa, maestro Cleo. Negli anni, più stai più, oggi ha già un problema che noi sappiamo, però oggi le fa male la schiena, domani un'altra cosa. Allora, ascoltami, io dico sempre, quando... Allora, per parlare con me di problemi che riguardano la salute, bisogna sempre rivolgersi prima al medico. Se il medico non trova alcuna patologia e per la medicina sta persona non c'ha niente, allora suppongo che sia un maleficio, qualcosa che ha a che fare con il mondo dell'occulto. Ma quando il medico gli trova una patologia, non c'ha niente a che vedere con il sottoscritto. Ho capito. No, ha una patologia mia E madre, allora dovete... come andrà a finire negli anni, diciamo. E allora dovete starvene di quello che vi dicono i medici, dovete starvene alle cure che il medico ha prescritto. Sì, questo lo so, maestro, volevo vedere un po' le carte cosa dicevano. Come vede? Non posso per la salute, mi è vietato categoricamente occuparmi della salute. Esiste il medico, per questo esiste il medico, mi devi perdonare, ma mi è vietato proprio. Sì, lo so, ho capito, ma noi facciamo cure, mia mamma è sotto cura su tutto. Volevo sapere lei come la vede. Ti posso dire se migliora o peggiora, vediamo. Questo sì, va bene, questo. Quanti anni c'ha mamma? 57, del segno della bilancia. È giovanissima. Sì. Allora, fermami quando vuoi. Ci potete fermare, va bene. Ok, perfetto. Vi ricordo che questa live la domenica non va in onda perché la domenica mi dedico alla mia famiglia, quindi non effettuo live. Lo volevo ricordare un po' a tutti, così domani non mi aspettate. Allora, tua mamma migliorerà, ma quello che dovete battere di più è anche l'ansia, perché è un soggetto ansiosa. È vero. Ok? Sì.
Quindi è l'ansia che gli causa altri problemi. Quindi andrà a migliorare, ma curate un po' di più l'ansia. Grazie, va bene. Deve Arriva. anche, diciamo, uscire di più, ho capito. Diciamo deve un po' uscire di più. È un po' normale, è normale, è normale. Stategli vicini e amate la mamma. La mamma è una sola e non ce ne sono simili. Va bene, grazie. Auguri a mamma. Grazie. Allora, per le persone che vogliono parlare con me riservatamente dei loro problemi, possono contattarmi dopo la live. Consulti in privato sono a pagamento. In questa live sono gratis. Pronto? Abbassi il volume del telefonino, grazie. Abbassi il volume del telefonino, grazie. Sì, l'ho abbassato. Allora, abbassi. Vabbè, arrivederci, stacchiamo la telefonata, visto che la signora non mi capisce e non mi dà ascolto e noi non abbiamo tempo da perdere. Non è che sono scortese, lo dico sempre, per parlare con me dovete abbassare il volume del telefonino oppure mettervi una cuffietta che costa €1 dai cinesi. Una cuffietta costa €1. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sente? Sì. Ok, volevo fare una domanda e se era possibile anche sapere il nome del mio angelo custode. Allora, mi devi dire quanti anni c'hai? 18. Segno? Scorpione. La domanda che fa le carte qual è? Allora, io vorrei fare una domanda su un'amicizia con una mia cara amica che vedo che ci siamo un po' allontanate senza alcun motivo. Mhm. Volevo solo sapere se ci sarà un miglioramento in questo rapporto o... Va bene. La tua amica quanti anni c'ha? Che segno è? Lei ha 19 anni ed è del segno Toro. Perfetto, allora fermami quando vuoi. Ok, basta. Perfetto, ok. Allora. Allora, il nome del tuo angelo custode è Aleise. Ok. Aleise, ok? Va bene, grazie. Perfetto. Poi il rapporto andrà a rafforzarsi sicuramente, ma avete delle amicizie in comune un po' false. Che sono, diciamo, di intralcio. Esatto. Hai capito? Va bene, quindi diciamo che finché ci sono queste persone di mezzo... Esatto. Ok. Va bene. Ti abbraccio, stammi bene, ciao. Allora un ringraziamento al mio amico e non diciamo amico e collega Sergio Zaccarillo, che sta dando anche lui una sua collaborazione nel condividere questa live e nel mettere i cuoricini. Grazie Sergio, ti voglio un sacco di bene. Pronto? Pronto? Sì? Signor maestro? Eccomi qua, prego. Sempre, signor maestro, vorrei sapere se tu e i miei cognati si frequentano tutti e due, se si sentono. Sì? Si sentono. Allora, mi dovete dare l'età e i segni. Uno è Capricorno e 53. Mhm. Un lettore e c'ha 57. Vediamo se si frequentano tra di loro, ok? Sì.
Mi fermi da questo momento in poi quando lo desidero, signora. Stop. Ok, un attimo solo. Sì. Voglio ricordare a tutti che ricevo anche da vicino in provincia di Caserta e mi reco a domicilio in tutta Europa. Ok. No, signora, non vedo frequentazione tra di loro. Neanche a sentirsi. No, perché non tira buon sangue, Ah, ho capito. quindi non vedo alcuna frequentazione. Ah no, perché dato che tengono sempre da parlare su di me, Ah, perché va forse bene. dovete... Per parlare su di voi non serve che si devono frequentare, voglio dire. Ah, beh, pensavo No, che... no. Ma che ve ne frega, signora? Facitele schiattare come schiattano i pumarò. Ho capito. Fateli, Così si deve fare veramente. fateli schiattare come schiattano i pomodori. Va bene, la ringrazio. Arrivederci, signora. Arrivederci. Allora, per il privato potete contattarmi tramite WhatsApp. Consulti in privato nel riservato, costo 30 euro. Pronto? Pronto, buonasera maestro Cleo. Buonasera. Ascolti, la mia domanda è, dove sto lavorando adesso? Io vorrei lasciare perché non mi trovo bene. Mhm. Volevo sapere se troverò un altro lavoro. Vediamo se torno altro luogo. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 45 Leone. Allora, 45 Leone. Fermami quando vuoi. Quindi se ci sarà un cambiamento, Sì. fermami quando vuoi. No. Ok. Sì, cambiamento le carte me lo danno. Cambiamento con un sollievo e entrata di denaro, cioè mi dicono che andrà a migliorare, non a peggiorare. Bene. Posso sapere come i tempi? Non è lontano, Gioia. Datti da fare che non è lontano sta cosa. Va bene, la ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Prego, arrivederci signora. Grazie. Allora. Linee libere. Vediamo un po'. Cavoli. Non è a donazione, Elisa, non accettiamo donazioni. Questa è Sì, una buongiorno. un attimo, è una live del tutto libero, senza donazione. Non siamo quelli delle donazioni. Noi siamo persone serie. Pronto? Sì, buongiorno, vorrei fare una domanda, posso? Prego. Vorrei fare una lettura, vorrei sapere se la persona con cui sto se mi ama veramente. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, io ho 42 anni e sono del segno dei pesci. Lui ha 44 anni del segno dei gemelli. Perfetto. Non Fermami. servono i nomi?
No, non mi interessa a me il nome. Ah, ok. Allora, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Sì, sì. Adesso. Ok. Allora, siccome siamo in una live, mai dire i nomi e le date di nascita. Ok. È una cosa molto seria e delicata. Non lo sapevo. Non sottovalutate sta cosa, perché con la data di nascita si può fare qualsiasi schifezza. Ah, ha ragione. La ringrazio. Prego. Sì, la ringrazio. Finché uno si trova in un palazzo a faccia, andiamo bu. Bravo, sì, ha Ma ragione. non sappiamo che può succedere con la data di nascita. Aprite gli occhi. Lo sapete che non lo sapevo sta cosa, Allora, facetelo poco di conto, no? Voi la data di nascita a una persona. No, ma adesso mi fate riflettere, avete ragione. Voi capite quanta gente ci stanno a sentire a noi? Sì. E se ci sta a sentire un nemico voi stavo a fare una fattura. Perché si fanno pure le fatture che di nascita? Niente di meno. Oh, mamma mia. Non lo sapevo. Aprite gli occhi, non chiamate a tutti i scemi che vedete che carta ma. Avete ragione. Chiamate persone serie. Vi chiamate una persona seria stamattina oggi. Vi ringrazio. Allora, vediamo un po'. Cambiamento, solitudine. Allora, questo per voi non è solo amore, ma pure è una valvola di sfogo. Cioè? Nel senso che ci tenete, cioè state bene insieme a sta persona e vi aiuta a vivere. Ma lui mi ama o non mi ama? No, L'amore no per lui. Lui per voi ci tiene. Questo lo posso dire. Avete capito? Ma non è vero amore? No, allora, l'amore, signore, è facoltativo. Ognuno vive l'amore in un modo. È chiaro? Magari lui, il vostro amore per lui è diverso del suo. Ok, ho capito. Questo è tutto il discorso. Però ci tiene a voi. Ci tiene a me? Ci tiene a voi. Sta bene con voi, ci tiene a voi. Quindi state tranquilli e vivetevi il momento. Voi dovete essere consapevoli della storia. Quello è fatto. Non hai da pigliare mai sul serio, perché l'uomo, io non dovrei dirlo, ma alcuni uomini non sono buoni. No, su questo avete ragione, pure le donne. Vabbè. Facciamo metà e metà. Metà a metà, È vero. Comunque la ringrazio e vi auguro una buonissima serata. Grazie, arrivederci signora, buona serata. Arrivederci. Allora, vorrei sapere se è mio marito. No, allora Elisa, devi telefonare, non accettiamo commenti. Pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere una cosa. Sì. Allora, io sono del 50, Lancia. Sì. Niente, volevo sapere se troverò l'amore vero, se riuscirà qualcosa. Vuoi sapere se trovi la persona ideale? Anche, sì. Vediamo, perché da solo non stai bene? No, veramente no. Dopo inizia a stuparmi. Allora, quanti anni c'hai, che segno sei? 50 e sono della Bilancia. Perfetto, andiamo a verificare. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Basta. Ok. Allora, carissimi amici che mi state seguendo, voi tutti che seguite le persone, quei 4 con le carte in mano che vi chiedono donazione e voi donate, no? Io non vi sto a chiedere niente, è tutto libero, gratuito, però vi sto a chiedere solo una condivisione o un mi piace.
passatevi la mano per la coscienza, se me lo merito fatelo, se non avete poi la coscienza vuol dire che non vivete bene, mi dispiace dirvelo, chi non ha coscienza non vive in santa pace. Allora, contrasto, vediamo un po'. Senti, allora mi esce una nuova persona, però devi aspettare il mese di luglio, perché il mese di luglio è il mese propizio per te. No, speriamo. No, speriamo. Non è del passato questa persona qua, è nuova? No, una persona che non conosci ancora. E ti dirò di più, è una persona che indosserà un tipo di divisa. Ok? Sì, ma speriamo che non sia una semplice... No, parliamo di un futuro, non stiamo a parlare di una persona mordi e fuggi, ok? Ok, lo spero. Ti abbraccio, auguroni. Grazie maestro, gentilissimo. Prego. Arrivederci. Allora, voi tutti imparate a pensare positivo, perché chi pensa positivo ricava positività. Mai piangersi addosso, mai pensare a negativo. Imparate a pensare a positivo. È importante. Allora, il numero di telefono è quello che vedete in live nei commenti. Il nostro amico moderatore Francesco, detto Ciccio, che ringraziamo per la sua squisitezza nel gestire questa live. Allora, vi ricordo che dopo questa live io sarò nel privato a rispondere alle telefonate, o meglio, per consulti in privato. Ok? Bruna, buon pomeriggio. Quindi, dopo la live, io lavoro in privato per le persone che vogliono parlare con me a umma, riservatamente, per consulti in privato. Costo per i consulti in privato è di 30 euro. Chi lo desidera può tranquillamente farne richiesta tramite WhatsApp. Pronto? Pronto? Eccomi Buongiorno. qua. Buonsoir, mi dica. Senta, mi chiamo Rosaria, Sì. sono del 71. Volevo sapere se Leo ci tiene veramente a me. Se? Leo ci tiene veramente a me. Ah, io pensavo ho detto io veramente. No, Cleo, Allora, che Sì. segno sei? Quanti anni c'hai? E Leo, Io sono il segno dei gemelli e ho Sì. 51 anni. Leo, segno del cancro. Perfetto. E quanti anni c'ha Leo? 40. Vediamo. Se ci tiene a te, fermami quando vuoi. Sì. Basta? Ok. E Leo, Cleo, passa poco di differenza, ma è una lettera. Che cosa? Non ho capito bene? Ho detto da Leo a Cleo c'era solo una lettera. Ah, sì. Vediamo. Progetto incertezza. Ci tiene a te, solo che sta attraversando un periodo un po' chiuso in solitudine. Posso dire dove sta? Vabbè, ho capito. Ok. Te l'ho detto io a te. Sì. Te l'ho detto io a te, è chiuso in solitudine. Cosa vuol dire? Scusa, Sì.
Ma conviene aspettare? Questa è una domanda da $300.000. Bisogna vedere il passato di questa persona, il cammino di questa persona, se vale la pena aspettare, tante cose. non vale la pena Però- aspettare, perché qua non è, capisci, a volte non è solo amore, ma bisogna pure vedere tu quando vai a mangiare un primo piatto, ma arrivi pure un contorno che ti mette a tu. Certo, però attualmente ci sono sentimenti, attualmente. Sì, perché stando là i sentimenti ci hanno sta per forza, che te ne ha che pensare questo? Ah, ho capito. Capito? Però Ok. ci tiene a te, Ok. va bene? Sì, ma potrei fare un'altra domanda su mio figlio? Mi dispiace, una sola No. domanda, per consulti completi in privato. Ok, va bene. Stammi Grazie. bene, ciao ciao ciao. Grazie ciao. mille, grazie mille. Sì, no. Ciccio, la mia signora non è gelosa, devo dire la verità, siamo una coppia non gelosi, perché sa che io non sono uno che si butta facilmente, no, oddio, non sono un santo, però non mi butto facilmente, non sono un tipo che non sono per tutte. Allora, meno male, avevi sbagliato a capire, non c'è. Allora, vi ricordo che ogni giorno dalle ore 15:30 alle 16:45, dal lunedì al sabato, potete seguire questa mia live se vi fa piacere. È una live professionale, ci tengo a dire sta frase, molto professionale e con la vera lettura delle carte, fatta da un personaggio del mondo pubblico, il Santone di Avella, visto a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5 a pomeriggio 5, Italia 1, Sky, visto dappertutto, da oltre 40 anni, 40 con esattezza, sono 43 anni che io esercito questa mia professione, 43 anni. Non con la bocca bla 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 bla. Su YouTube al mio canale Maestro Cleo trovate tutti i video addirittura di quando io avevo 20 anni. Quindi c'è da vedere. Perciò ci tengo a precisare delle cose, perché qua quando si vede uno con le carte in mano si pensa subito che è uno che legge le carte. No. Tante volte la carta serve anche nei momenti difficili. La carta serve anche nei momenti difficili e tanti di questi la carta le serve. Le carte servono. Allora, tap, vediamo quanti di voi vanno a cliccare per i cuoricini. Vediamo quanti cuoricini escono. Voglio vedervi attivi. Siate attivi. Non dico positivi perché poi si pensa al tampone, perché questo periodo proprio c'hanno proprio con i tamponi proprio positivi e negativi. Sta parola è diventata antipatica a tutti. Buon pomeriggio Valentina, un bacio. Buon pomeriggio Valentina. Ecco i cuoricini, vedi? Allora arriviamo a 10.000 cuoricini, forse portiamo a 10.000 qua il totale. Allora, linee libere, dovete chiamare questo numero per parlare con me, al numero che vedete nei commenti. Una domanda Valentina solo telefonicamente, se mi telefoni sono a tua disposizione.
nei commenti non accettiamo commenti per consulti, solo per saluti. Allora, che ore sono? Manca ancora un po', forza. Vi ricordo che mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore. Per coloro che vogliono salvare la propria unione, se pensate che il numero è quello che vede nei commenti. Valentina, vedi, il nostro amico Ciccio sta a scrivere il numero. Vedi qua il numero? Allora, ripeto, per coloro che vogliono salvare la propria unione sentimentale, mi occupo anche di questo. Pronto? Buonasera maestro. Buonasera. Nulla maestro, volevo sapere se io avrò mai una persona che ci venga a me o che staremo insieme e tutto. Non ho Ci capito. fidanzeremo. Non ho capito. Se avrò una persona che ci venga a me, che mi fa stare bene. Quindi se incontrerai una persona ideale per te? Sì. Quanti anni c'hai? 26. Del segno? Leone. Leone, sta leoncina. O leone è nata, la donna leone è nata moscia. Mamma mia, datti una spinta. No, perché non posso parlare, sto parlando a bassa voce per questo. Vediamo, dai, fermami quando vuoi. Fermo. Ok, vediamo. Ti chiami? Come hai detto? Ti chiami, scusa. Maria. Maria, sei troppo tradizionalista. Che senso? Nel senso che sei troppa su certe, per farti capire, sei un po' più all'antica. Per far capire, ma non è che non sei da antiquariata, attenzione, sei un po' più all'antica nel senso in certe situazioni. Quindi, sì, do valore a tante cose. Bravo. Hai capito cosa intendevo. Sì. Però ti posso dire che chi ti avrà farà il 13 al Superenalotto, per chi ama la donna, casa e chiesa. Lo so. E troverò la persona giusta. Sì che la troverai. Non è questo qua che sto sentendo attualmente. Allora, vediamo. Perché vedo un po' di freddezza, cioè come se la cosa non va, non è che ci vediamo spesso, ci vediamo ogni tanto, ci sentiamo, no, ogni tanto no, però comunque ci sentiamo. No, allora, state facendo una frequentazione. Sì. Vi state frequentando. Niente è... Allora, ti faccio capire, Maria. Il discorso, sai qual è? Io lo dico sempre nelle mie live. Il discorso è che oggi veramente è difficile tenersi un ragazzo, capire un ragazzo, perché oggi c'è troppa carne che si etta. Capisci cosa dico io? Quindi c'è troppa, l'abbondanza è troppa e quindi c'è sempre il rischio che uno possa perdere il proprio ragazzo. Allora, quando uno incontra la persona giusta,
e non lo vuole perdere, ci sono i sistemi. Ho capito. Perciò io dico, No, vabbè, io però non vado più tu hai sulle con cose calma, come vengono, sì, come tu le vengono, cose senza come base. pensi, calma e serena. È vero. Comunque Cioè, io voglio una persona che ci tiene, non bisogna forzare niente nella vita. la troverai la persona giusta, sta qua. Vedi? E lui? Non ti so dire se è lui o no perché mi esce un po' complicata la situazione, però io dico che avrai la tua serenità sentimentale, ma devi essere anche un pochettino tu a cambiare un pochettino il tuo carattere, il tuo modo di agire, il tuo modo di fare. Ah, Capito? sì. Ti devi un Devo po' essere un po' più spinta. bravo, un po' più deve essere un pochettino più all'avanguardia, Maria. Sì, è una situazione un po' complicata, non sarà... È un poco ambigua, perciò vedo l'affinità, però vedo anche un po' di cose con alti e bassi che non ho capito, perché per vedere, approfondire un discorso ci vorrebbe una mezz'oretta, voglio dire, non è una cosa che posso vedere in due diciamo, minuti. fa pure un po'... non è tanto serio, fa pure un po' il pagliaccio con altre, diciamo così. Ma tu oggi, perché oggi tu pensi che esistano i seri? Brava. E Arustan. Meglio stare su. Vabbè, allora, si trovano gli uomini seri, come no? Qualcuno esiste ancora, ma sai con mamma tua che la candela. Vabbè, però l'importante è che esce che troverò la persona giusta. La troverai, tranquillo. E avrò un futuro, qualcosa. La avrai in futuro, non ti preoccupare. Va bene, grazie, mister. Ok. Ciao, grazie. un abbraccio forte, Ciao. Maria. Ciao. Grazie. Salutiamo l'amica Maria, la nostra Maria. Mancano 10 minuti. Che vogliamo fare in questi 10 minuti? Allora, salutiamo sempre gli amici che ci seguono da YouTube. Un abbraccio a tutto il mondo del mio canale YouTube. Allora, Francesco. Non si dona niente, Francesco, non siamo quelli delle donazioni, no. Qua siamo persone serie. Pronto? Pronto? Prego. Buonasera. Senta, vorrei sapere qualcosa su mio figlio che vive a Londra. Sì. Del 4 gennaio, se mi nasconde qualcosa, nel senso, come i ragazzi di oggi, sul suo orientamento, Vediamo che capatena. Che capatena. Allora, quanti anni c'ha? Che segno è? Allora, il 4 gennaio del 4 gennaio e ha 22 anni. Perfetto, ok. Allora, Francesco. No, Gennaro si chiama. Sì, ho capito, stavo parlando con l'amico. Allora, non trattiamo la salute, mi dispiace, non sono un medico. Allora, signore, mi fermi quando vuole, grazie. Sì. Basta? Ok, vediamo. Ma no, maestro, da quanti anni? Sono Che la conosco. Sono 43 anni, signor. Sì, ho 50 anni, la seguo da quando ero, diciamo, giovane. Quando sento dire queste cose dico, Cleto, si fate No, vedere. è vero. Adesso che l'ho visto su TikTok, ho detto, mamma mia, ma è possibile. Mamma mia. Signora, ieri ho fatto 63 anni, quindi mi ci fate richiarire. I moderni 51, quindi io mi vedevo quando ero
giovani, quindi tenevano, che ne so, 30, 35. E immaginate che io ho cominciato a fare questa mia attività quando avevo 20 anni. L'ho sentito, l'avete detto prima. Sì, E è vero. quindi sono 43 anni, quindi mo voi dite 50 anni. Vedete poco. Mamma mia. Ecco, le persone serie durano nel tempo. Sì, come durano no. nel tempo. Come E ispirano fiducia. Come no? Voi vedete tutti quegli altri là che quando uscivo io in televisione, vedete sia vedete più quando ce ne stevano. No, chissà, mi ricordo proprio più. Invece quando siete, mi da rimasto in plessi, un ricordo proprio che non è andato via. Sì. Allora, vediamo un po'. Questo maglione che sta combinando. Signor, statemi a sentire. Allora. Perché Chris mi parla sempre, mo ve lo dico, di un ragazzo brasiliano che si chiama George. In effetti mio figlio non lo vedo da 3 anni. Non vuole né venire qua e né che io vada là. Dice che lui sta bene, però non sta nemmeno lavorando. Voglio sapere sto maglione che sta combinando. Signora, io vi leggo le carte uno per uno. Ok. Allora, la prima carta che mi esce incidente. Vicino a sta carta incidente mi esce la carta dell'autorità. Ciò vuol dire queste due e poi mi esce pure la carta semplicità. Sta a indicare che suo figlio in un modo o in un altro ha avuto a che fare con le autorità là. E non mai niente. E io vi sto a dire come le carte cosa mi dicono. Poi mi esce notizie, lealtà, eccesso. Ciò vuol dire che lui non vuole comunicare con voi per non far sapere troppe cose di lui. Sì. Allora, non è che stessa, cioè fa capace a voi, è una persona che sta a vivere a modo suo, vita a modo suo, ognuno della sua vita vive come vuole, fa quello che vuole. Noi genitori non possiamo certamente modificare la vita dei nostri figli. Lui sta bene così, c'ha come vivere, ma ciò non vuol dire che stessa là fa capire che stessa a spacciare droga, che stessa, mi capite? No, queste cose qua no, però io volevo sapere su George. È un amico suo, signore, che faccia dire? Le piace... Non è che ha un orientamento diverso, è quello che stavo a dire, le piace Giorgio. Quindi orientamento sono fatti suoi, signora bella. Gli piace George? Esatto, però vi sto a dire a voi, il proprio orientamento di una persona è un fatto suo personale, noi non potremmo intervenire su niente. Quindi suo figlio sta a fare una vita adagiata, una vita come si deve, a modo suo, e non vuole essere scoperto del suo modo di vivere, capito? Sì. Perché suo figlio è una persona molto intelligente, è una persona col cervello ben attivo e con la testa sulle spalle, non è uno stupido, è una persona... bravissimo ragazzo. È una persona molto acculturata, perciò ve li sto a dire. Perciò voi ha timore di voi, di dirvi le cose come stanno, tutto qua. Però io tramite degli amici, adesso sto facendo il passaporto per andare là, io tramite amici ho saputo che ogni tanto lui scappa da questo George e dice che questo George fa sedute, che lo sa, spiritiche, dici dammi la tua anima pulita, io non lo so che devo fare, perché poi sono pure separata e devo combattere da sola con questo figlio mio.
Mannaggia, ma che è sta anima Bubba. pulita? Chi è Signor, sta ma anima pulita? io che vi posso dire? Qua io, cioè, il discorso questo, io con le carte non è che vi posso dire, vedere qualcuno che utilizza sistemi che noi non sappiamo, che vi posso dire? Esistono queste cose, cioè una persona può strumentalizzare, diciamo, a modo suo mio figlio che è un bravo ragazzo, diciamo, Come farlo no? vivere Come no, signor? Qua ci stanno giovani che non trovano più, che stanno nelle comunità, in determinate sette di comunità, che non li fanno avere a contatto con i genitori. sì. Appunto l'altro ieri ho visto, chi l'ha visto la trasmissione, chi l'ha visto, un ragazzo che non lo trovano più e non si sa che fine ha fatto. Mamma mia, avete capito? Cioè, il mondo è sporco, il mondo è zozzo. Io il consiglio che vi do è di parlare con suo figlio e di dire: senti, qualsiasi sia il motivo, la tua religione, il tuo modo di vivere, l'orientamento, dimmelo, sia chiaro, così sto buoni e stai buono tu. Se hai bisogno, diteglielo, se hai bisogno di aiuto devi dire: io sto qua, tutto qua. Io ho scritto pure: io sono la tua mamma, nessuno ti potrà dire al di fuori della tua mamma, niente. Mi risponde una volta: no mamma, io sono grande, io sono adulta, ho 22 anni che sei adulta. Signora Bello, che vi posso dire? Purtroppo i voglioni oggi non si capisce più niente. Io dico: Gina, sto facendo il passaporto per venire da te. E di me: no mamma, che vieni a fare? E perché devi venire? E che vieni a fare? Ma perché? Perché mi dici questo? Signora Bella, ve l'ho detto, dovete parlarci. Solo questo potete fare, parlarci chiaro e che vi possa essere, vado a con mano confessore, vado a parlare chiaro, perché se no, signor, e là, chi gli ha da fare? Gli tanto comunque voi non vedete niente malamente. No. Niente che faccia di male. No, almeno su questo state tranquilli. No, perché mio figlio è stato sempre un bravo ragazzo qua, lo stimavano tutti qua. Sì. Perciò vi ho detto, non è un'offesa, non Mamma mia, va bene. Grazie. Arrivederci, signora, arrivederci. Grazie mille. Allora, amici miei, prendiamo l'ultima telefonata e poi ci salutiamo. L'ultima telefonata. Ciao Cleo, chi è? Vediamo un po'. Io non vedo. Nandi Deva. Voglio in un vedo, ma ci fa chiarire e non vedo da lontano. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Sono io, prego. Posso fare una domanda? Come no? Come ho litigato con il mio compagno, vorrei sapere se ritorna. Vediamo subito. Ciao Anna, buon pomeriggio. Allora, quanti anni c'hai, che segno sei? Io ho 42 anni, segno del pesci. E lui? 44, gemelli. Da quando è andato via? Da un mese. Fermami quando vuoi. Ok. Questa è una persona che lo perdi nel momento che ci sta in quello. Non ama essere controllate, non ama o fatta ziccusa. Sì, vero? Ama essere libero, sciolto. Dici: ci tengo a te una fiducia a me. È vero. Allora, questa persona si farà sentire. Ci vuole ancora molto tempo, si riesce a vedere il tempo, lo può vedere lei. Allora, se tu lo lasci libero, lo lasci stare, e ti metti a farmi un ti chiamerà molto presto. Ma se tu gli stai attorno e ti metti a fare l'investigatrice privata e ti metti a mandare messaggi e ti metti a fare, la persona
non lo sentirai più. Va bene, la ringrazio. Questo sono io, è vero? Lo so che è vero, Gioia. No, ma perché se la persona è sincera e non dice bugie, tante cose non succedono, o mi sbaglio? Vabbè, hai perfettamente ragione, ma la verità lo sta a casa. È vero, pure questo è vero. Allora il ritorno c'è, me lo vedi il ritorno? Sì, lo vedo il ritorno. La ringrazio e vi mando un grandissimo abbraccio. Grazie. Mi hanno parlato molto bene di lei, molto bene. Mi fa piacere, vuol dire che ho seminato bene. Sì, sicuramente. Vi auguro una buona serata. Grazie e buona serata a te. Buona serata. Era l'ultima telefonata, ragazzi. Stop. Mettiamo le carte nell'apposito custodia. Ecco qua, mettiamo le carte a posto e mettiamole qua. Andiamo a salutare gli amici di YouTube. Ciao ragazzi, un bacio forte. Stop con le telefonate. Non capito. Non capito.